Solo questa mattina alle 6:40 abbiamo avuto l'ottima notizia che il Mose per fortuna questa mattina sarebbe stato attivato. Ieri pomeriggio verso le 5 ci hanno comunicato che forse sarebbe stato attivato e quindi le persone non sanno mai bene come comportarsi. Avvertire i cittadini del sollevamento del Mose 1 ora e 10 prima del picco della marea è una comunicazione tardiva. Secondo il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier, se ad esempio stamattina si fosse deciso di non attivare il Mose, 1 ora e 10 di preavviso sarebbe stato troppo poco per mettere in sicurezza le attività. Alla fine poi vi siete comportati come se ci fosse l'acqua alta perché l'avete saputo troppo tardi. Assolutamente sì. Ed è una perdita di produttività per la città intera, perché in tanti nel dubbio stanno chiusi. Pensa però che c'è anche un problema per quello che riguarda il porto commerciale di Venezia, chiaramente, che risentirebbe da troppi sollevamenti. Sicuramente, però bisogna ricordarsi che il Mose è stato fatto per la salvaguardia della città di Venezia e bisogna anche iniziare a dire le cose come stanno. L'innalzamento delle maree e del medio mare è implacabile e l'utilizzo del Mose da qui ai prossimi anni sarà sempre più frequente. Piazza San Marco si sente trascurata, pur essendo il cuore del turismo, cioè dell'unica voce sulla quale si sono indirizzate le politiche economiche di Venezia negli ultimi 30 anni, e persino il simbolo di un'intera regione che all'estero non si propone come Veneto, ma come The Land of Venice, la terra di Venezia. Nei giorni scorsi, ad esempio, è scoppiata la polemica perché la somma della cifra destinata agli addobbi natalizi a Rialto e San Marco è la metà di quelli per la sola Piazza Ferretto. Venezia contribuisce alla maggior parte dei circa 35 milioni di euro di tassa di soggiorno che entrano ogni anno nelle casse comunali. Eppure gli addobbi natalizi 2023 consistono in questa fila di stelline di plastica appese sul soffitto delle procuratie vecchie. Che cosa significa appunto il commercio che rimane chiuso o aperto per quello che è il bilancio poi di questo comune? È un danno enorme, i fenomeni dell'acqua alta ormai sono in grandissima crescita dal punto di vista della frequenza. Chiudere un'attività per più di 100 volte in un anno, perché l'acqua sale e scende anche 2 volte all'interno della stessa giornata, significa meno introiti per le attività, meno lavoro per i dipendenti e meno tasse per lo Stato.